È fuggito saltando il guardrail dell'autostrada e aprendosi a forza questo varco verso l'aperta campagna, dopo aver causato la morte di 2 giovani donne e il ferimento di altre 4 persone, tra cui gravi una neonata e una bimba di 2 anni. 61 anni, di origini bulgare ma da tempo residente nel Pordenonese, era certamente ubriaco quando alla guida di un Defender lanciato ad alta velocità lungo la 28 ha prima centrato una Panda diventata un groviglio di lamiere per poi fermarsi contro una 500. E i segni sull'asfalto del soccorso dei sanitari raccontano alla luce del giorno ciò che è accaduto ieri sera poco prima delle 8. 2 auto stanno tornando verso Conegliano dopo un pomeriggio passato a Caorle. Una Panda condotta dalla coneglianese Sara Rizzotto, 26 anni, con di lato le figlie, una di 2 anni e mezzo, l'altra di 5 mesi e mezzo. Dietro la cugina Jessica Fragasso, 20 anni, di Marino di Piave, mentre i genitori di quest'ultima le stanno anticipando con una 500. Ed è in questo tratto, tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo, che si consuma il dramma. Il bulgaro, probabilmente attratto dal tratto rettilineo, avrebbe spinto al massimo il Land Rover Defender, accorgendosi solo all'ultimo fosse rallentato dai fumi dell'alcol dei due veicoli davanti. L'impatto con la Panda ha effetti devastanti, che diventa un groviglio di ramiere, mentre il fuoristrada finisce la corsa toccando la 500 dei genitori, che si accorgono dell'impatto dallo specchietto retrovisore. Praticamente sul colpo muoiono le 2 giovani donne, mentre la bambina e la neonata saranno estratte dai vigili del fuoco solo dopo aver letteralmente aperto l'abitacolo con le cesoie. Le 2 piccole sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Udine in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ricoverati invece all'ospedale di San Vito al tagliamento i genitori della ventenne, con il padre che è stato sedato dopo lo shock per aver visto la figlia morire davanti ai suoi occhi. L'investitore invece, uscito dal SUV capovolto e seppur ferito, si è dato alla fuga nella notte senza curarsi di nessuno. Sarà il suo cellulare squillante sull'asfalto e l'abilità di un agente della stradale a permetterne l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul suo sangue, diverse ore dopo l'alcol test, confermerà un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito. Drastico il commento di Davis da Ross, 27enne papà delle 2 bimbe. Quella persona deve solo vergognarsi. Dopo aver fatto quello che ha fatto è anche scappato senza farsi, senza rimanere dove è successo tutto, dove comunque ha portato via la vita a 2 ragazze, perché una di 20 anni, una di 25 anni, madre di 2 figlie, oltre che avere una bambina di 2 anni e mezzo, c'è una di 5 mesi che rimarrà senza la mamma.